I carabinieri di Villafranca di Verona arrestano uno dei componenti della banda che nell'ottobre scorso assaltò un'abitazione e massacrarono di botte un 87enne e il figlio. L'anziano morì qualche giorno dopo. Il bandito, un rom scovato in un campo nomadi. Maxi retata di Mestre e altri 2 nigeriani sono finiti nella rete dei fitti controlli della polizia. Sale così a 30 il numero di persone bloccate nell'inchiesta sull'eroina killer. Ancora la maxi retata, secondo le indagini la caserma Serena sarebbe stata utilizzata da uno degli arrestati come area di stoccaggio della droga. Il centro migranti torna nella bufera, il sindaco di Treviso chiederò a Salvini di chiuderla. Autonomia, nuovo passo del percorso, trasmessa da Venezia al Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia. Taglio dei vitalizi dedicato ai cittadini vittime della legge Fornero, così oggi pomeriggio il vice premier Di Maio ha annunciato la firma del provvedimento. Auto prende fuoco in corsa a Castelcucco, nonno con a bordo i 2 nipotini riesce a fermare in tempo il veicolo prima che sia troppo tardi. Meno 2 giorni alla festa del Redentore a Venezia, evento da bollino nero secondo il Comune, per questo torneranno i varchi di deviazione degli afflussi. Intanto approda in giunta il regolamento di polizia urbana che prevede anche il DASPO per i cafoni. Buonasera, ben ritrovati in diretta con informazioni di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Avete sentito in apertura la violenta rapina avvenuta in un'abitazione a Villafranca lo scorso 2 ottobre, colpo durante il quale furono picchiati a sangue padre e figlio. L'anziano morì pochi giorni dopo a causa dei colpi inferti, addirittura con un badile. Questa mattina è stato arrestato uno dei componenti della banda, un 46enne di etnia rom, caccia adesso ai suoi complici. Si sta chiudendo il cerchio sulla banda che lo scorso 2 ottobre assaltò l'abitazione di una famiglia a Villafranca di Verona. Una rapina sanguinosa durante la quale vennero legati e picchiati ferocemente con un badile il padre 87enne ed il figlio. L'anziano morì pochi giorni dopo a causa dei colpi inferti dai malviventi. Oggi è stato arrestato uno dei componenti della banda. Si tratta di un 46enne rumeno di etnia rom catturato nel campo nomadi a Vigevano in provincia di Pavia. È caccia agli altri complici, almeno 3, sempre nomadi, che secondo gli investigatori non sarebbero più in territorio italiano. Per questo sarebbero stati contattati gli organi di polizia dei paesi europei interessati. Tutti sono accusati di furto aggravato in concorso, rapina di abitazione e omicidio preterintenzionale. Un altro bandito invece fu travolto ed ucciso proprio la notte della rapina sulla A4 da un'auto che poi fuggì. Il malvivente dopo il colpo infatti scappò a piedi lungo l'autostrada e venne investito da un automobilista che non si fermò nemmeno. Addosso aveva ancora gli oggetti rubati quella notte. Le indagini dei carabinieri di Verona portarono ad identificare gli altri componenti della banda, responsabile fra l'altro anche di un altro colpo messo a segno sempre la stessa sera, un furto aggravato in un agriturismo a Somma Campagna. La rapina nell'abitazione dell'anziano fu violenta. L'uomo tentò di ribellarsi e fu picchiato selvaggiamente. In ospedale morì dopo alcuni giorni di agonia. Le ore per gli altri complici sono contate. Era la maxi retata di Mestre, altri 2 nigeriani, uno a Caserta e uno a Venezia, sono finiti nella rete dei controlli della Polizia di Stato. Sale così a 30 il numero di persone bloccate sulle 41 indagate. Regna una calma mai vista in via Monte San Michele, adesso nelle ultime ore. Emergono poi dettagli sulla figura che gestiva questa imponente rete di spaccio. A distanza di 2 giorni chi si trova in via Monte San Michele a Mestre fatica a credere di trovarsi proprio qui. Le strade sono ripulite, c'è un silenzio quasi tombale e un papà commenta: finalmente posso camminare con il mio bambino. I negozi sono chiusi tranne la parrucchiera da dove esce il portavoce di Zero Degrado, l'associazione nata a dicembre da un gruppo di cittadini stranieri che soffrivano tanto quanto i locali una situazione divenuta insopportabile. Sono stato minacciato come tutti gli altri. Questi ragazzi quando non vuoi che fanno quello che stanno facendo ti minacciano, però alzare la voce era dovuto, perché vivere in questa maniera non dovrebbe essere accettato in nessuna parte, perché è una situazione che porta le famiglie in depressione e che crea disagi per tutti quanti. Lungo la via i controlli sono costanti. Da martedì fino
oggi che siamo qui c'è sempre stato il volante, come abbiamo chiesto, ma anche se non ci sono più dobbiamo assicurare che nessuno torni qui a spacciare, perché è così che noi vogliamo il posto, a meno che le famiglie possano respirare bene e noi possiamo anche lavorare bene. Vincent evidenzia, anche tra noi stranieri ci sono le persone oneste. È possibile restare puliti, è possibile, è quello che vogliamo, per quello che abbiamo alzato la voce a dicembre dell'anno scorso per rendere il posto pulito. La piazza deve essere pulita, che tutti possono vivere serenamente. E intanto è inevitabile chiedersi se sia davvero finita, mentre emerge la figura di Kenneth Ighodaro, il 36enne nigeriano che si nasconde in Francia e da cui gestiva le fila dello spaccio mestrino e non solo. Intelligente e pragmatico, manteneva i contatti sia con il secondo livello sia con il terzo dell'organizzazione. C'erano i fidati distributori di eroina gialla e gli spacciatori di strada. Uno schema disegnato a suo tempo a tavolino in Francia, con l'intento di inondare Mestre di black jeans, come veniva chiamata in gergo l'eroina gialla, responsabile della morte di molti giovani mestrini. E c'è un legame tra Mestre e Treviso, perché questo clan di nigeriani aveva base all'interno della caserma Serena, una situazione che il sindaco di Treviso, Mario Conte, sottoporrà adesso al vice premier e ministro degli interni Matteo Salvini, con la richiesta di chiudere definitivamente quella struttura. Chiudere il prima possibile la caserma Serena. E questo è l'obiettivo del sindaco Mario Conte, soprattutto dopo aver scoperto che era centrale di lavorazione della droga, poi spacciata fino a Mestre da un vero e proprio clan di richiedenti asilo nigeriani. Scriverò al ministro Salvini chiedendo un incontro, anche perché voglio portare tutte le istanze del territorio legate ai problemi che queste presenze scaricano nei nostri territori. Una situazione emersa dopo la retata di Mestre e confermata questa mattina dal prefetto Laura Lega durante un vertice sicurezza. Il prefetto evidenziava come il problema fosse limitato ad una persona che aveva frequentato temporaneamente le caserme Serena. Noi vogliamo tenere alta la guardia e riteniamo che sia necessario comunque intensificare i controlli sia all'interno della caserma, che però purtroppo non è competenza nostra, noi lo faremo al di fuori della caserma. Quindi già nei prossimi giorni sono in programma degli ulteriori iniziative, dei blitz con il settore cinofilo della polizia locale. Controlli all'esterno dei cancelli, ma anche dell'area ex magazzini del Genio, che le immagini girate questa mattina raccontano in tutto il loro degrado. Poi c'è anche l'area spartitraffico davanti alla caserma, luogo materiale di scambio tra spacciatori ed assuntori. Qui l'intervento sarà drastico, con il taglio della siepe diventata, come si vede, un vero e proprio bosco. Perché oggi viene utilizzato come punto di scambio e di spaccio tra rappresentanti appunto e persone che frequentano la caserma Serena. Ma l'obiettivo a breve e medio termine è comunque la chiusura del centro di raccolta migranti. Richiedenti asilo, che il prefetto ha sottolineato essere comunque diminuiti sia dentro la struttura che diffusi nel resto della Marca. Ha confermato che ci sono 350 ospiti all'interno della Serena ad oggi? Sì, circa dai 350 ai 400 ospiti e circa 800 in tutto il territorio comunale. Ed è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere un ventenne accusato di gestire un vasto giro di spaccio in città a Padova, anche all'interno di una parafarmacia. 70 clienti tra i 20 e i 45 anni, tutti italiani, ma in quell'elenco di acquirenti di polvere bianca ci sono anche nomi insospettabili come quello di una parafarmacia. Il ventenne, originario del Marocco, da qualche anno aveva avviato i suoi affari nel Padovano. A febbraio le forze dell'ordine hanno però abbassato la saracinesca della sua attività e ieri è arrivata la condanna con riduzione di 1/3, rimediata grazie alla scelta del rito abbreviato. È stato condannato a 6 anni e 8 mesi, oltre una multa da 40.000 euro. Il giovane, stando alle accuse, era al timone di un gruppetto di spacciatori che operava in città. Tra i suoi clienti affezionati anche un 45enne che comprava cocaina quotidianamente. Per diversificare l'attività il giovane aveva anche deciso di iscriversi all'università, così da ampliare il numero dei potenziali clienti. L'autonomia del Veneto, trasmessa da Venezia a Roma la proposta di legge delega preparata da un pool di esperti nominato dopo il referendum del 22 ottobre. Autonomia, passo dopo passo, e il nuovo step arriva da Palazzo Balbi. Da qui il governatore Luca Zaia ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata.
in attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Il testo, elaborato dalla commissione di esperti nata dopo il referendum del 22 ottobre 2017, disegna, spiega Zaia, un innovativo percorso istituzionale che prevede la stipula di una intesa tra governo e regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. La legge delega prevede 8 articoli con i principi di carattere generale, composizione e modalità della commissione paritetica che dovrà predisporre i decreti legislativi e l'ambito di attribuzione e di competenze delle 23 materie. D'altronde lo stesso ministro veneto Stefani ieri alla Camera ha ricordato: un mio obiettivo è quello di poter predisporre delle leggi per la concessione dell'autonomia, tutte separate a seconda delle regioni. Si tratta di un'autonomia differenziata e tanto deve essere differenziata anche la risposta che viene data per ciascuna. Un'Erika Stefani che oggi a Roma ha incontrato invece i governatori nella conferenza delle regioni, sottolineando una priorità fondamentale in un settore chiave anche in Veneto. È ovvio che nella stabilità dovrà essere trattato il tema della sanità, è qualcosa di estremamente delicato perché va a incidere proprio su quelle che sono le esigenze forse più basilari che per una cittadinanza, e le regioni di certo alcune si trovano anche in una difficoltà di gestione di un bilancio con risorse sempre più ridotte e dovendo fare veramente gli eroi. E poi la giornata definita storica, per la verità non è la prima volta, da Luigi Di Maio, vice premier, perché è arrivato il taglio dei vitalizi tante volte annunciato, deciso dall'ufficio di presidenza, quindi non votato poi dall'aula della Camera. Così vediamo i festeggiamenti oggi pomeriggio, incide su circa 90 ex deputati del Veneto e con un risparmio globale in tutta Italia di 40 milioni di euro. Un taglio che Di Maio ha dedicato alle vittime così definite della legge Fornero. Tutti e 5 anni ci hanno detto: i vitalizi qui non si possono tagliare. Siamo arrivati noi, in meno di 100 giorni abbiamo tagliato i vitalizi. È la dimostrazione che ci hanno preso in giro per decenni. E adesso si va avanti, perché come sempre non ci basta. Prima di tutto diciamo al Senato di prendere esempio. Cara Presidente Casellati, la preghiamo di prendere esempio da Roberto Fico, perché noi lo vogliamo fare. Sì! E poi le pensioni d'oro. La proposta di legge è pronta, tagliamo tutte quelle sopra i 4.000 euro per chi non ha versato i contributi. Quindi abbiamo ancora tant'altro da tagliare. E poi trasparenza sulla legge sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. Fondazioni e partiti ci devono dire da dove prendono i soldi. Gli tagliamo i privilegi, gli tagliamo i finanziamenti occulti, vediamo se sanno fare politica senza soldi. Oggi dedichiamo questo taglio alle vittime della legge Fornero. Hanno tagliato i diritti ai cittadini per finanziare i privilegi, noi tagliamo i privilegi per ridare i diritti ai cittadini. E dunque, così per quanto riguarda poi l'altro intervento, quello dei giorni scorsi, il decreto dignità, che sta per finire come sempre in Gazzetta Ufficiale, si attende che diventi operativo. Quante persone, che platea riguarda nella nostra regione e quali provvedimenti? Vediamo. 80.000 rapporti di lavoro, 80.000 precari. È l'enorme bacino di veneti in attesa di capire cosa potrebbe cambiare con il decreto dignità approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di approdare al Parlamento. Le principali modifiche, come sappiamo, riguardano la riduzione della durata massima del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, da 36 a 24 mesi, l'obbligo di dichiarare la causale al superamento dei 12 mesi, la diminuzione del numero di proroghe possibili da 5 a 4, da 6 a 5 per i contratti di somministrazione, e un aumento del costo contributivo dello 0,5% ad ogni rinnovo. Strumenti che hanno attirato le durissime critiche delle categorie economiche, mentre l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan parla di una medaglia a due facce. Se l'impatto fosse quello auspicato dal governo, aumenterebbe la forza lavoro interna all'azienda, dice. Tuttavia, se gli esiti fossero quelli ipotizzati dal mondo imprenditoriale, si otterrebbe maggiore precarietà, in particolare per i lavori a bassa qualifica.
Ciò comporterebbe infatti un'altra rotazione del personale. Secondo l'Osservatorio regionale sul lavoro, le ipotesi più probabili di possibili sviluppi futuri sono un aumento del turnover dei lavoratori per la stessa posizione o una riduzione del lavoro a termine. Non si è certi però se ciò evolverà in differenze contrattuali oppure in diminuzione dei livelli occupazionali. 4 gli scenari. Il primo, nessun cambiamento nei contratti inferiori ai 24 mesi se il costo aggiuntivo previsto in caso di rinnovo e l'obbligo di causale non fossero d'ostacolo alle imprese. Il secondo, un maggiore turnover dei lavoratori che permetterebbe alle imprese di aggirare i vincoli imposti per i rapporti di durata superiori ai 12 mesi. Il terzo, uno spostamento verso altre forme contrattuali che potrebbero dimostrarsi sia posti di lavoro più precari che più stabili. Infine, una riorganizzazione produttivamente più estesa grazie alla eliminazione della necessità di flessibilità o alla intensificazione dell'impiego di forza lavoro aziendale. La grande festa del Redentore del prossimo fine settimana è considerata a Venezia tra quelle da bollino nero in termini di presenze turistiche. Torna così sul campo un imponente dispiegamento di forze per la sicurezza che comprende quelli che vengono definiti tornelli, ovvero i varchi controllati da agenti per dirottare dalle cali più sensibili all'intasamento il flusso dei turisti in altre direzioni senza per questo impedire loro di raggiungere la meta desiderata. Per farlo saranno sul posto steward e totem con le indicazioni del caso, attese quasi 100.000 persone. Si avvia ad essere profondamente innovato il regolamento di polizia locale del Comune di Venezia. Tra le novità introdotte anche il DASPO di 48 ore nei confronti di chi si distinguerà per comportamenti indecorosi, già definiti nelle ultime ore opere di Cafoni. DASPO urbano per 48 ore a chi eccede in comportamenti indecorosi e nel caso di reiterazione degli eccessi prolungamento della misura d'allontanamento dalla città fino a 6 mesi. È solo una delle novità introdotte nel testo che innova il regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia, la cui ultima modifica risale al 1987 e che dopo un lungo lavoro in commissione è approdato all'attenzione della Giunta Comunale. Questo nuovo documento appunto ci consentirà anche sul tema della sicurezza urbana e del decoro urbano sia nella terraferma che nella città di Venezia, centro storico e isole, di poter allontanare soggetti che naturalmente fino a ieri non c'era possibile fare con il cosiddetto DASPO urbano. Il DASPO urbano è una misura prevista dal decreto Minniti per le aree di particolare tutela che consente al sindaco di multare e allontanare per 48 ore chi eccede in comportamenti indecorosi che in taluni casi possono essere perseguiti anche penalmente. Parliamo di una serie di restrizioni che intervengono per assicurare maggiormente il rispetto delle regole della convivenza e del comune vivere civile. Si potrà perciò intervenire sulla ormai annosa questione dei tuffi in canale dai ponti, oltretutto pericolosissimi, o sulla materia della sicurezza urbana con priorità allo spaccio di droga e nei confronti di coloro che verranno sorpresi nell'atto dell'acquisto di stupefacenti. Ma l'allontanamento dal territorio comunale potrà essere disposto anche per chi si bagna i piedi in canale o chi eccede durante l'addio al nubilato o celibato o feste di laurea. Esteso anche il raggio d'azione della Polizia Municipale che potrà sanzionare comportamenti scorretti non solo in Laguna ma anche a Mestre e Marghera. In caso di reiterazione dei comportamenti, l'allontanamento potrà essere prolungato fino a 6 mesi. I tempi per le modifiche al regolamento si prevedono rapidi. Che prima riusciamo ad approvare questo nuovo regolamento e prima riusciamo a dar luogo alla sua applicazione. Mi auguro che per la fine del mese riesca ad entrare nel Consiglio Comunale e che questo venga condiviso all'unanimità. Ora immagini impressionanti quelle di questa mattina quando un'auto ha preso fuoco a Castelcucco. Salvi il nonno con i 2 nipotini usciti appena in tempo dall'auto. Vediamo. Le immagini sono eloquenti, le fiamme in un attimo hanno avvolto la piccola utilitaria. La macchina stava percorrendo via Santa Lucia a Castelcucco quando ad un tratto l'automobilista ha visto fuoriuscire del fumo dal cofano. Sono stati momenti di paura, non ha perso tempo l'uomo alla guida, ha rallentato ed ha subito accostato. Un attimo e dall'auto sono usciti il nonno con 2 nipoti, usciti appena in tempo perché subito dopo la vettura ha preso fuoco. Le fiamme, come si può vedere dalle immagini, hanno raggiunto subito l'abitacolo. Salvi tutti gli occupanti grazie alla prontezza dell'uomo. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti subito, 1 ora e mezza per
per riuscire a domare il fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30. Un problema meccanico o elettrico la causa dell'incendio. I nonni di bimbi, a parte la grande paura, sono potuti rientrare a casa senza ulteriori problemi. Pretende la restituzione di tutti i regali da parte della sua ex, pena la diffusione di foto hard. Per questo ricatto è finito nei guai un ventenne. Era pronto a tutto pur di riavere gli oggetti che le aveva regalato, anche a ricattarla. Protagonista un ventenne e la sua ex che di anni ne ha 19. La storia d'amore tra i due è durata solo qualche mese, poi sono arrivate le liti e i due hanno deciso di prendere strade diverse. Lui però pretendeva la restituzione dei regali che le aveva fatto e dopo il diniego della ex fidanzata ha minacciato di diffondere le foto hard che si erano scattati. Inutili le rimostranze della 19enne che ha dovuto raccontare tutto ai carabinieri per evitare la diffusione degli scatti. I carabinieri della stazione di Selvazzano sono quindi risaliti all'identità del ventenne e hanno appurato che ci fossero gli estremi per una denuncia per il reato di tentata estorsione. Ci fermiamo per qualche istante, poi parleremo di una doccia fredda sul Mestre e andremo a Vicenza. Torniamo in diretta con il telegiornale del Veneto e la doccia fredda, ancorché attesa sul futuro del Mestre. La società, nonostante gli sforzi e i tentativi degli ultimi giorni, rinuncia all'iscrizione e dice addio alla Serie C. A rendere ufficiale la notizia ci ha pensato il presidente Stefano Serena tramite una nota diffusa sul sito del Club Veneto. Nonostante questi giorni sia stato fatto tutto il possibile per garantire che il progetto Mestre potesse proseguire il suo cammino nel mondo professionistico, non sono state riscontrate le condizioni adatte perché ciò avvenga, scrive Serena, che spiega come in questi giorni si siano succeduti molti incontri con imprenditori e personaggi che si sono detti interessati a rilevare totalmente o parzialmente la società, salvo poi fermarsi dinanzi allo scoglio delle carenze strutturali riscontrate nel territorio. Da domani si cambia, la società si attiverà con la richiesta di iscrizione al campionato di eccellenza che riporterà il Mestre a giocare al Francesco Baracca. 76 anni fa l'allora Lanerossi Vicenza scalava la vetta ed entrava nell'Olimpo della massima serie. Fu una stagione prestigiosa, memorabile, la ricordiamo con il figlio dello storico giocatore Alfonso Santagiuliano. Lanerossi Vicenza, che poi veniva chiamato appunto la nobile provinciale, perché nel 42 Vicenza è andato per la prima volta proprio il 12 luglio in Serie A, quindi dal 42-43 ha cominciato a confrontarsi con le grandi squadre della Serie A, quindi l'Ambrosiana, cos'era, Inter, poi c'era la Juventus, c'era la Roma, il grande Torino, e quindi insomma Vicenza era considerato una squadra provinciale ma di grandi elementi. Ricordi, immagini un Vicenza che fu, quella Lanerossi Vicenza che per la prima volta il 12 luglio del 1942 aveva fatto il grande balzo, giocando con le grandi nella massima serie, e proprio in quegli anni emergono giocatori che faranno la storia della squadra. Qui nelle foto vediamo quando si era formata la famosa mediana più forte considerata in quell'anno, nel 42, 41, 42, la mediana più forte d'Italia. Chi sono? Allora c'è Fattori, Santagiuliana e Abeni. A quei tempi al Marchese Aroi, che era il presidente, l'Inter aveva offerto 800.000 lire, quindi era quando si cantava se potessi avere 1.000 lire al mese. Poi qui vediamo il Vicenza che gioca contro il Milan, vediamo anche il terreno, che non sono più i terreni di una volta, di adesso, ma i terreni di quell'epoca che era più sabbia che erba. E poi qua si sfoglia, c'è anche ci sono dei bei ricordi, per esempio questo è il grande Torino, qui c'è il papà che ha giocato appunto un anno nel 45-46 vincendo anche lo scudetto. E allora, come oggi, quando le casse piangono? Era andato a Torino per quale motivo? Perché le casse di Vicenza avevano di grossi problemi, allora il campionato iniziato nel 45 l'hanno ceduto di malavoglia del papà al Torino, però ha giocato con la più grande squadra dell'epoca. Sono passati 76 anni da quella prima scalata in Serie A e molto da allora è cambiato, la società ha avuto alterne vicende fino al fallimento, una nuova proprietà, un nuovo nome, LR Vicenza Virtus. Da quest'anno, diciamo anno zero, dovrebbe rinascere e quindi insomma abbiamo un personaggio
come Renzo Rosso, che insomma sappiamo è uno degli uomini fra i 10 più ricchi d'Italia, quindi speriamo che sia la volta buona, che il Vicenza possa tornare ai fasti dell'epoca, che è conosciuto come Lanerossi Vicenza. Però chi si è comprato Cristiano Ronaldo per 105 milioni di euro è la Juventus, quindi immaginate proprio come sono cambiati i tempi. Vi ricordiamo soltanto che c'è 20:10 questa sera, trasmissione sui temi di attualità, parleremo di autostrade, sicurezza e provvedimenti con la presidente di CAV, Luisa Serato, a 20:10. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 13 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque. Sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Temperature minime tra 18 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci sui rilievi alpini. Temperature minime tra 19 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Del tutto simile la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui infatti sarà il sole a farla da padrone, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori, salvo per occasionali piovaschi sulle aree orientali al pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 18 gradi. Massime comprese invece tra 29 e 32 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal Meteo di Antenna 3.